sta partendo il mio aereo, non so se lo sentite, okay, ho finito. Scherzi a parte, buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Siamo al giorno di martedì 9 agosto, quindi vi ricordo che nei prossimi giorni gli appuntamenti sono stati rimaneggiati, si tratterà quindi di giovedì alle 19, il prossimo appuntamento con me, sarò in compagnia ospite del Marietto Veneziano per la sua diretta, quindi stasera 21:15, ben trovati. Giovedì alle ore 19, non giovedì 19, ma giovedì sera, quindi il prossimo, alle 19, insieme al Marietto Veneziano. E faremo così, insomma, per il prossimo periodo, in attesa di vedere il nuovo palinsesto e di organizzarci ancora. Comunque, per ora, martedì e giovedì, martedì alle 21:15, giovedì alle ore 19. Ve lo dico perché se non dovessi riuscire a rispondere a tutte le persone che hanno posto una domanda questa sera, comunque resta sempre valido l'invito a tornare, quindi la possibilità che non avrete stasera o semmai non doveste averla questa sera, verrà slittata a giovedì ore 19, mi raccomando, così facciamo un un digestivo e un aperitivo. Allora, come state? Come state passando queste vacanze? Come affrontate il caldo? Qual è la vostra strategia difensiva? Adesso, al di là degli scherzi, prima di cominciare a rispondere, vi ricordo alcune cose. Intanto, per tutti quelli che pongono la domanda, noi chiediamo sempre di ricordarsi di mettere nella domanda il nome, la data di nascita propri, ovviamente non un diminutivo, non una lettera puntata, ma di inserire il vostro nome. Non occorre nella diretta il cognome, per chi lo mette tanto di cappello tanto meglio, perché chiaramente apprezziamo tantissimo, proprio perché essendo nella diretta e avendo una risposta gratuita, comunque accettiamo la serietà con cui vi affidate a noi. La domanda deve essere formulata in modo chiaro. Cosa si intende in modo chiaro? Si intende niente cose vaghe, niente domande generiche, come andrà la mia vita nei prossimi mesi? No, non va bene, non va bene perché le sibille possono rispondere veramente a tantissime domande, possono volersi riferire a molti argomenti, quindi diventa veramente difficile, se non impervio, rispondervi in un modo che possa essere attendibile, affidabile, serio. Quindi siccome pur facendo dell'intrattenimento e quindi pur trascorrendo del tempo insieme, comunque sia il marietto che la sottoscritta chiedono serietà, perché la mettiamo al servizio sia nelle dirette sia nei consulti privati. Quindi mi raccomando, se desiderate veramente una risposta, esponetevi al punto di mettere una domanda chiara e sceglietene una. Sceglietene una in una direzione precisa, se date delle informazioni in più su persone coinvolte oppure sulla situazione in sé. Facciamo un esempio. Chiedete su un rapporto, una relazione, e allora se questa persona comunque ha già un'altra relazione, è ufficiale in un'altra direzione, è sposato, è separato, date le indicazioni. E ovviamente se la domanda riguarda voi, il vostro rapporto con un'altra persona, oltre al vostro nome e la vostra data di nascita, dovete mettere anche il nome e la data di nascita della persona coinvolta nella vostra domanda. Ricordo, niente lettere puntate, niente segni zodiacali, sono scie energetiche deboli, se non inconsistenti. Quindi, per evitare di perdere tempo voi a scrivere una domanda che non viene neanche tenuta in considerazione e noi di scartarle, siate precisi, così che tutti fanno la propria parte in modo corretto, così come ci si aspetta qui. Poi altrove, se esistono altre regole, se frequentate altre dirette, qui non entro nel merito, ognuno a casa sua fa le sue regole. Detto questo,
Vi ricordo comunque che, al di là delle dirette che, ricordo ancora, martedì 21:15, giovedì alle 19, al di là delle dirette siamo comunque disponibili per consulti professionali privati, previo appuntamento. Un consulto ha una durata di 45 minuti e un costo di 20 €. Quindi se desiderate, avere un tempo tutto per voi, approfondire le questioni che vi stanno a cuore, i dubbi, i dilemmi, le difficoltà, capire lui cosa prova veramente, che intenzioni ha, o lei torna, quindi oppure anche solo il mio capo ufficio che idea ha veramente, che cosa sta per succedere sul mio lavoro qua e là. Quindi se desiderate queste approfondimenti, anche più argomenti o una condizione, una situazione in particolare, magari complessa, di analizzarla dalle diverse prospettive, che possono essere non solo le prospettive date dalle sibille e dalle domande che possiamo porre a loro, ma anche la prospettiva astrologica, l'indagine radiestesica. Bene, noi siamo disponibili per aiutarvi a inquadrare la situazione nel miglior modo possibile e sotto ogni punto di vista o aspetto vagliabile della situazione. E non solo, vi ricordo che in quanto operatori di ermetismo e di magia cabalistica, comunque il nostro contributo non si ferma all'indagine, al responso, al consulto, ma qualora lo desideraste possiamo incamminare una serie di strategie per ripristinare degli equilibri, per riportarvi su una situazione di attività, di benessere, attraverso diverse discipline. Quindi chiaramente opteremo per quello che risulterà essere più rispondente per la vostra necessità, il vostro caso, e anche più adatto a quello che è la vostra predisposizione. Ad esempio, se può succedere a volte che non si voglia tanto avere a che fare con la ritualistica, perché magari la si vive con superstizione, con un po' di timore, bene, esiste comunque la possibilità di applicare radionica e radiestesia, di programmare il subconscio. Quindi esistono molte discipline tecniche che provengono dalla tradizione iniziatica e che possiamo mettere a buon servizio delle persone che chiaramente riscontrano blocchi, difficoltà, periodi negativi. Quindi assolutamente possiamo attingere da diverse risorse per darvi una mano. Tra queste comunque resta sempre valida la tradizione cabalistica, ermetico-cabalistica, a cui noi facciamo riferimento, attraverso un'indagine mirata, personale, anche di esame di quello che sono gli influssi planetari al momento della vostra nascita. Possiamo studiare e valutare un'operazione di riequilibrio proprio delle forze planetarie più carenti o quelle troppo in eccesso, attraverso i sigilli salomonici, oppure attraverso le antiche tavole talismaniche di Mosè, che sono addirittura precedenti il contributo lasciato da Salomone. Quindi si studia qual è la cosa che è più conveniente, non tanto in termini economici, ma in termini di risultati o di riequilibrio che desideriamo apportare in quello che appunto dicevo, possono essere influssi planetari difficili, e un po' tutti abbiamo qualcosa che non va, qualche quadratura, qualche opposizione che spesso finisce col manifestare più o meno come un loop, situazioni simili. Quindi in base all'indagine, in base alla necessità andremo a lavorare in modo mirato. E non solo, anche se dovesse servire una spintarella in qualche direzione, uno sblocco, una carica magnetica, si può sempre anche attingere alla alla ritualistica, sempre ammesso che rientri nelle vostre corde, ma non solo, anche che effettivamente risulti essere il tipo di intervento più adatto alla circostanza e alla situazione. È per questo che vi diciamo sempre: consultateci in privato. Un consulto, ricordo, costa 20 € e dura 45 minuti, e fin da subito vediamo di attivarci per
capire la sorgente, l'origine dei problemi e eventualmente anche con circuiti. Noi durante il consulto ascoltiamo, valutiamo com'è la situazione, rispondiamo a delle domande e se c'è già un circuito fra quelli che abbiamo messo a disposizione in modo gratuito anche nel nostro sito che si chiama www.ilcapitano.altervista.org, quindi lo dico per tutte le persone che non l'avevano mai sentito prima, le persone nuove che vedranno questo video. Il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org dal 2015, ormai sono 7 anni, è il sito forse di maggior riferimento della radionica in Italia. Nelle varie sezioni potrete scaricare e attingere a un sacco, veramente definirlo un sacco è poco, tantissimo materiale gratuito di radionica, forse tra le raccolte gratuite più ricche a cui potrete attingere e ogni circuito è raccolto all'interno di alcune dispense con le indicazioni di uso. Vi ricordo che per le spiegazioni dei circuiti comunque potete rifarvi alle playlist dei nostri canali YouTube, andare a cercare le condivisioni di radionica e radiestesia e fin da subito cominciare a esercitarvi su di voi, sulle persone a voi care e quindi fare qualcosa. Se fate qualcosa, forse qualcosa succederà. Se non fate niente, lasciate tutto in mano al caso o ai pianeti. Quindi mi raccomando, attingete a tutto il materiale. Tra l'altro abbiamo divulgato non solo radionica e radiestesia, trovate nei nostri canali YouTube tantissimo e ci trovate anche su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Mi raccomando, se amate queste discipline, condividiamo quotidianamente dei contenuti, iscrivetevi o fate richiesta di iscrizione ai nostri canali e ai nostri gruppi. Benissimo, allora direi di cominciare a rispondere. Cristina, buonasera, ho avuto una storia, Cristina 30 agosto 72 con Davide. Vediamo se c'è. Ah, giusto, il marietto mi ricorda di chiedere se c'è effettivamente Cristina, se ha resistito il pippone della Hilde. Cristina, dimmi se sei presente. Dico sempre, tra l'altro me lo sono dimenticata questa volta, tra le cose che dico all'inizio, che se mettete una domanda abbiate la cortesia, usateci la cortesia di aspettare, di restare collegati e vedere se venite selezionati. Quindi Cristina, ci sei? Altrimenti si passa a un'altra domanda. Vediamo un po' se risponde, se non è questione di magari le connessioni, quindi i tempi di risposta dei vari server. Non posso. Ma mi sa che non c'è. Comunque Cristina, se rispondi, allora Tiziana, no scusami, Tina, Valentina, ci sei? Vediamo un po'. Alex dice io ci sono e giustamente lui ha messo la domanda, è rimasto, lo premiamo, che ne dici? Benissimo, allora Alex, vorrei chiedere a Hilde se puoi guardare che cosa sta macchinando Daniela. 28 gennaio 51 questa volta. Se vedi qualcosa, sento pessime sensazioni visto il comportamento malefico. Ah, comunque sia Luisa che Tina hanno scritto che ci sono, quindi benissimo, dopo, visto che eravate state chiamate, l'Alex è stato più tempestivo. Va bene Tina, benissimo, resta lì che vi rispondo. Allora, guarda quante volte l'aveva scritto, purtroppo con i server è così. Allora, vediamo Daniela cosa sta macchinando questa volta. Un cambiamento in vista c'è.
quando compare la carta del viaggio qualcosa non resta più uguale, qualcosa che si muove, no, un cambio che può essere di atteggiamento, ma può essere anche veramente un viaggio, un cambiamento di posto da punto A a punto B. C'è comunque un una notizia importante che sembra volerti comunicare o che in qualche modo, è nell'aria. Quindi vediamo un po' cosa ci dicono le sibille. Sicuramente hai percepito qualcosa. Caspita, mamma mia. Io sai una linea così brutta, scusa Alex, però veramente tremenda questa linea del passato. Si fa fatica a vederle, linee così. Allora, dunque Alex, beh di sicuro in passato te ne ha combinate, perché sospiri, vedovo, sacerdote, nemica, gelosia, sai, una peggio dell'altra. Forse quella un po' meno peggio è la carta del sacerdote, se non fosse che probabilmente corrisponde ad accuse ingiuste o, giudizi pesanti che può aver espresso nei tuoi confronti. Quindi diciamo che non siete mai stati molto vicini, ma sicuramente c'è stato un periodo in cui eravate veramente lontani, molto distanti. Il rapporto è arrivato sicuramente a punti di rottura, magari per un periodo potreste anche non esservi parlati, c'è proprio una lontananza e una chiusura quasi definitive. Di fatto è una persona che, ehm è una persona che vuole sicuramente avere il controllo delle cose, interferisce, si intromette, insomma non è il massimo questa persona per te. Cosa sta macchinando adesso? Mh-mh. Beh, il passato abbiamo capito la pa nel cioè tramite la linea del passato abbiamo capito un po' di che pasta è fatta o che cosa ti ha, manifestato. Pure manipolatrice, eh sì. Allora, nel presente, ma che tu sappia sta frequentando qualcuno, magari vuole presentarti qualcuno, vuole darti una comunicazione ufficiale, c'è qualcosa nell'aria, come se ti volesse introdurre una qualche situazione, oppure ha in mente comunque di proporti qualcosa, potrebbe essere quello che lei ritiene un affare, non proprio affare in termini sai, non è comparso mercante, ma è comparso, vedi, come la proposta di un qualcosa di più ufficiale, una possibile richiesta di aiuto e magari in questo momento è piena di carinerie, oppure sta facendo delle cose. Non viene fuori esplicitamente una forma di opportunismo, di calcolo, eccetera, però c'è un fare come se dovesse in qualche modo poi avanzare delle richieste. Quindi non so, però ti ripeto, non è in una chiave negativa. Così come pure non vive, dalla sua prospettiva in chiave negativa, eventualmente il desiderare di presentarti una persona. Quindi c'è qualcosa. Di fatto io la vedo comunque, vedi artista, prigione, amatrice, come se una volta fatto quello che doveva, quello che voleva o quello di cui aveva bisogno, poi di nuovo si chiude nel suo mondo disinteressandosi. Quindi, è un po' altalenante sicuramente il suo comportamento e modernamente potremmo definirlo narcisistico. Ora, è quasi sicuramente, una persona che ha dei blocchi di natura sentimentale e potrebbe anche essere una persona che, mhmm,
comunque tende a frenarti in qualche modo. Ehm, Però ecco, dirti che proprio abbia delle cattive intenzioni, no. Penso che abbia dato il peggio di sé nel passato, mh? Ecco, nel passato proprio si è impegnata in tutti i modi in cui poteva impegnarsi. Adesso, sembra avere in mente delle cose da fare, degli obiettivi che si è posta. Sicuramente confida nel fatto che riuscirà a coinvolgerti in queste cose, no, anche l'esito: allegrezza al cuore, amore, denaro, speranza. Quindi diciamo che, è come se volesse veramente o introdurti una persona che magari sta frequentando, ti vuole presentare qualcuno, ehm, sperando che tu vada d'accordo, oppure la sua mira è comunque un'opportunità, un'occasione che potrebbe essere un investimento, qualcosa che ha a che fare con questioni economiche. Quindi magari cerca di tastare il terreno, di capire quanto tu possa essere interessato eventualmente. Quindi diciamo che però, ti ripeto, non vengono carte, cioè le peggiori sono finite nella linea del passato, quindi non vedo carte di opportunismo particolare o ehm ecco, sì, sicuramente questo. Per ora allora guarda, caro amico o cara amica di Facebook, come vedi io non riesco a capire chi sei. Posso farti una lettura, ma mi devi per favore autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei commenti di Facebook. Quindi se clicchi su www.streamyard.com/Facebook ti si apre una pagina. Questa nuova pagina, quindi proprio un'altra sezione rispetto a quella di Facebook, ti chiede un'autorizzazione, basta che clicchi per conferma su un link che si apparirà insomma più o meno al centro della pagina per quanto è la dimensione orizzontale, clicchi, confermi, non sarà più necessario ripetere perché non lo vedi nella pagina della diretta, ma nella pagina del gruppo dove hai trovato la nostra diretta. Quindi devi tornare indietro, andare nel gruppo, cercare lì dove c'è il post della diretta e lì cliccare questo link. Una volta che avrai fatto l'autorizzazione, io vedo chi sei e ti posso rispondere. Chiaramente, però era stato selezionata un'altra persona prima che già, ha risposto di esserci, quindi cominciamo da Tina, cioè riprendo da Tina perché, ehm, aveva scritto dunque Valentina, 14 agosto '86, Andrea mi raccoma allora Tina e Cristina. Le Tina, ci siete ancora? Mi raccomando, ehm, che, ah, grazie Rosa, veramente un bel complimento, ringrazio tantissimo, fa piacere ovviamente, qualche riconoscimento, anche al Marietto, perché anche lui ha condiviso tantissimo. Pensate che sul suo canale YouTube, sono presenti oltre 2500 video che ha condiviso spiegando, aiutando ad applicare i circuiti in situazioni anche complesse, quindi veramente trovate tantissimo. Allora, benissimo, la connessione è un po' lenta, okay, Tina rispondo e si prepari, Valentina perché avevamo già no scusate, si prepari Cristina perché avevamo selezionato anche lei, quindi allora, Valentina 14 aprile dell'86 chiede se Andrea 22 marzo '81 è realmente interessato a lei, quindi vediamo un pochettino quanto è autentico l'interesse di Andrea, ma chiediamo veramente a Andrea le intenzioni che ha nei confronti di Valentina. Grazie Sibille. Comunque anche la mia connessione stasera sembra non essere il massimo. Allora, allegria a casa. Ma, guarda,
Sicuramente in cerca di complicità, di stare bene, di momenti di condivisione spensierati, ma anche, perché no, nel tempo un consolidamento, qualcosa di più stabile, okay, quindi, diciamo che anche se magari può essere un tipo giocoso, scherzoso, non significa che non sia serio, però vediamo. Vediamo, vediamo. Mh-mh. Mh. Ahi, ahi. Allora, sai Tina, interessato. Beh, diciamo che, all'inizio, eh, beh, non è facile dirti un sì definitivo, perché ci sono molte sfumature di questa persona che vengono manifestate o raccontate dalle sibille. In prima battuta artista, costanza, quindi diciamo che forse lui per questioni sue personali ha imparato a far girare le cose intorno a sé, quindi comunque cerca una conferma, qualcosa di personale prima di tutto, quindi di riflesso tutto ciò che fa è qualcosa che comunque corrisponde l'indice di gradimento che ha indirettamente verso se stesso. Quindi tanto più lui in una situazione si sente apprezzato, eccetera, tanto più, lui si interessa. Quindi è un interesse, diciamo così, condizionato al valore che presume di avere dalla frequentazione con una persona. Quindi fa anche attenzione alle persone con cui si accompagna. Però qui nel ladro, domestico, pensiero, sai, già il ladro non è che proprio sia eccezionale, può indicare un atteggiamento che cambia però, non in modo trasparente, quindi non è qualcosa che ti dimostrerà direttamente, cioè c'è qualcosa che lui farà o ha fatto, attenzione è già una linea del passato, un po' alle spalle, qualcosa di, non completamente onesto, pur nascondendolo dietro un'apparente, totale, disponibilità, okay, quindi c'è la carta del domestico. Spesso riguarda persone molto disponibili, ma attenzione che nasconde qualcosa, o comunque una situazione, dove potrebbe non sentirsi completamente adeguato, il domestico a volte, esprime sensi di inferiorità in alcune situazioni. È chiaro però che la sua collaborazione, la sua disponibilità è anche legata a, eventuali valutazioni. Quindi lui è disponibile nella misura in cui questo gli permette di chiarirsi le idee, di pensare, di capire. Devo dire che non so da quanto lo frequenti Tina, non so, se puoi aggiungerla come informazione ti ringrazio tantissimo. Ah, 14 aprile, no agosto, vabbè sì, io sono un po' dislessica. Ho visto che eran 4, tranquilla. Allora Tina, dimmi se lui per caso arriva da una situazione di separazione, se lui ha, un qualcosa o se semplicemente è solo. C'è un qualcosa che però lui, è interessato, sì, sta valutando un po', sta cercando di capire, di decidere, però c'è una parte di lui che, sembrerebbe ancora legato a una persona. Sai, la matrice spesso è una donna del passato, una figura che lui probabilmente ha amato molto e che quindi è come se, questa persona in un modo o nell'altro, se si fa sentire con lui,
può indirettamente portare ad avere un atteggiamento più distaccato, più freddo con te. Quindi è da capire questo, perché a primo impatto ti direi questo, che c'è comunque una figura ancora nel suo cuore. Però guarda, la situazione proseguirà con leggerezza, con spasso, con anche costruendo un rapporto basato anche sull'ascolto, oltre che sull'attrazione, su quello che può essere una complicità a livello di passione, no, solo che, diciamo che è più vista come: "Beh, intanto ci conosciamo, intanto approfondiamo la conoscenza". E quindi è positivo sì, ma dirti che il grado di coinvolgimento subito si sviluppa in modo più importante, questo, non mi sento di dirtelo, perché si vede che lui un pochino ancora guarda indietro. Di fatto, la cosa continua, probabilmente organizzerete delle cose, delle uscite, cioè si vede che c'è, ripreso da poco vederci. Okay. Quindi ecco, magari sei tu questa persona del passato con cui, è rimasto comunque agganciato. Secondo me, è della scuola di pensiero, beh, vediamo come va. Vive, non dico che vive la giornata, però più o meno, quindi non è che ha una progettazione a lungo termine. Si vede che, c'è spensieratezza, c'è voglia di star bene, il piacere di passare del tempo insieme, magari si pianifica anche qualcosa da fare insieme, potrebbe essere un viaggio, degli spostamenti, delle cose che, possono essere appunto organizzate, cose da fare anche interessanti, però ecco, c'è questo, come se, volesse approfondire o comunque riprendere, magari visto che hai aggiunto questa cosa, da dove eravate rimasti, no, solo che guarda un po', uhm, questa è una conclusione che non mi piace tantissimo. Sembra confuso, combattuto, comunque o a volte geloso o, non è sicuro, non c'è qualcosa che lui, ehm, o nasconde o è combattuto su qualcosa o insomma lo vedi anche tu che è un clima poco chiaro, o lui, magari capirà delle cose o non vi capirete su alcuni punti, cioè, potreste, affrontare degli argomenti che, vi dimostrerà quanto la vedete in modo diverso, oppure lui dire delle cose che poi si rimangia, avere delle paure sue. È come se fosse molto combattuto sull'andare oltre una certa soglia di intimità. Quindi non lo so, lo vedo su quello che è la domanda, quindi quanto è realmente interessato a te, io penso che lui, finché la cosa va senza grossi problemi ed è una cosa carina, spassosa, leggera, piacevole, bene. Se stringi un po' la vita e quindi se gli chiedi magari dei chiarimenti o di dirti cosa pensa, cosa prova veramente, lui secondo me potrebbe reagire in un modo non chiarissimo. Quindi secondo me dipende anche tu da cosa, dipenderà un po' cosa desideri tu da questo rapporto, okay, perché qui io, mhmm, lo vedo come se finché va bene e alle difficoltà potresti vedere delle cose diverse di lui, okay? Okay. Eh. C'è qualcosa che sfugge. Okay, va bene. Mi raccomando, magari queste le informazioni, ecco, mi fa piacere se le date perché, così io riesco a capire anche escludendo ovviamente delle circostanze, cosa cercano di dire veramente, perché come vi ripeto, spesso le sibille
cioè non spesso, le sibille possono rispondere a qualsiasi domanda, qualsiasi, non c'è un limite. Quindi quando vi viene il dubbio di poter chiedere qualcosa, ricordatevi, potete chiedere qualsiasi cosa. La capacità è nel riuscire a interpretare il loro messaggio, anche applicando carte dal sapore antico con immagini desuete a contesti più moderni, quindi questo. Allora, vediamo Cristina. Allora, ho cambiato lavoro da poco e sono molto preoccupata. Vorrei sapere come procede e se supererò il periodo di prova. Ma era Cristina tu che avevo. No, Cristina, scusate, no, Cristina, non vorrei. Allora, Cristina De Poli, ok? Perché avevo chiesto a lei all'inizio. Ci sei? Cristina, sei lì, vero? Dimmi di sì. Che c'è stato un doppio Cristina oggi, quindi eh, ci sei Cristina, vero? Avevo chiesto di restare e attendere perché avrei risposto. Beh, Stefano dice che c'è. Grazie Stefano. Allora lui c'è. Ma Cristina? Sei sparita? Sì, sì, Stefano, ti vedo, sì, sì. Allora, Cristina, Luisa, idem cosa? Ah, che ci sei, okay. Beh, c'è l'appello, Cristina. Cristina l'altra c'è. Okay. Ma la Cristina De Poli è sparita? Okay, beh, visto e considerato che sì, ti vedo, Cristina. Okay, qui abbiamo capito che chi c'è. Va bene. Allora, facciamo così, ormai che ho detto Cristina 2.000.000 di volte, rispondo a Cristina Spina, i maschietti faranno i cavalieri per un attimo, va bene? Allora, Cristina, aspetta che vado a cercare la tua domanda perché il Marietto si è allontanato un attimo, quindi mi sto occupando io di regia, risposte e tutto un po'. Sono più confusa che altro, eccola qui. Okay, torniamo a lei. Vuole vedere 5 giugno '77 se supera il periodo di prova, è un po' preoccupata, vediamo un po'. Ha cambiato di recente lavoro, vediamo cosa dicono le sibille. Allora, beh, il periodo di prova finirà più o meno col termine dell'estate, perché la carta della speranza è una carta tipicamente estiva, comunque è una carta di un tempo non lontanissimo. La stanza comunque lascia premettere, o intuire comunque buone notizie, ma prima di darti una risposta, definitiva, direi di guardare la stesura completa. Allora, Belvedere, donna maritata, amante, Costanza ammalato. Cristina, dimmi un po', tu confidi tanto nel lavoro, forse perché cos'hai, figli? Devi mantenere la famiglia, i figli, quindi vedo che sicuramente anche in funzione di loro che hai fatto delle scelte o che ti sei guardata intorno in passato, c'è stata questa proposta, questa offerta, ti vedo effettivamente preoccupata, vedi come chiude
la linea del passato. Non sai, non sei sicura, dubiti, non sai cosa succederà, quindi comincia anche a stancarti tutto questa a volte l'ammalato è proprio anche una stanchezza morale, no, fisica, psicologica, quindi diciamo che ti stai un po' scoraggiando. Però, mhmm io non vedo cose bruttissime. Si direbbe che, anche se hai determinate aspettative, forse questo cambiame qua, io tra l'altro vedo la carta del viaggio, quindi non so se è perché ti devi spostare, se è perché, con cosa, hai a che fare, cioè che tipo di lavoro segui. L'unica cosa che vedo è che ci sono un po' di ritardi, quindi un'attesa che si fa via via più tormentata. Ma, ecco, questa attesa poi corrisponde anche a un periodo di blocco. È come se, la tua percezione sia che non ti puoi permettere il lusso di sbagliare, sarai un po' tenuta d'occhio. Quindi a via via che stringono i termini del contratto, chiaramente tu, percepirai appunto questo, no, questi ritardi quasi come se fosse un blocco, okay, quasi come se non dovesse arrivare nulla. Quindi ti senti imprigionata in una situazione, che non sai che piega prende. In realtà, anche se non è quindi nell'immediato la risposta, qui si vede una situazione, vedi mercante, giovane fanciulla, sacerdote, secondo me, non è ancora una conferma definitiva, sembra un'altra, un periodo di prova a cui segue un contratto a termine, perché la giovane fanciulla chiaramente parla di un tempo non lunghissimo, quindi non ti posso dire il tempo indeterminato come se comparisse la vecchia signora o la casa. C'è un primo rilancio, quindi, la prova, anche se sicuramente attenta, perché nell'ultimo periodo questa prova tu la vivrai proprio come qualcosa di asfissiante. Perché? Perché l'ansia cresce qui, quindi mi raccomando, resta concentrata, fai bene il tuo dovere, tutto quello che ti viene richiesto, perché secondo me in ogni caso, rilanciano con un accordo, un contratto, perché questo è comunque una carta di legalità, quindi non sarà qualcosa a voce, ma qualcosa di ufficiale, però a tempo. Quindi la prova potrebbe sfociare in che ne so, 1 anno di contratto e poi dopo, guarda qua, omaggio di preziosi, casa, riunione, allegria. Qui vedo invece qualcosa di più stabile. Quindi se, dietro la prova ti dovessero rilanciare con un contratto magari a termine, in realtà si trasforma poi in un'occasione più solida. Qui c'è qualcosa di buono, se non è quello, la riunione a volte parla di un ritorno, quindi o una richiamata nello stesso posto, oppure torni in un posto che conosci già, che è già familiare per te. In ogni caso io non ti vedo alle canne del gas, anche perché il gas costa tantissimo adesso scherzi a parte, non ti vedo, in difficoltà. In un modo o nell'altro ti si apre un qualcosa di molto stabile, una buona occasione di qualcosa di stabile, sarai comunque contenta. Benissimo. Allora, hai già il contratto a tempo indeterminato? Buono, meglio, perché effettivamente rispondono in un modo estremamente positivo. No, sono sola. Però io sai, leggo i commenti dopo e quindi mi sono persa, come dire, a cosa ti riferisci. Allora, bene, comunque è una bella risposta per te, è una risposta affermativa, ti vedo costruire una posizione solida lì, quindi
non vedo difficoltà. Ah, ecco, forse la prigione è che sarai sola, in quel senso lì, per un po'. Ok, bene, allora io vi ringrazio tantissimo per questa sera, ricordo alle persone a cui non ho risposto che c'è ancora un appuntamento nell'arco di questa settimana ed è giovedì alle 19, mi raccomando, tra l'altro saremo in due a rispondervi, il Marietto e la sottoscritta. Direi che Stefano, ma anche Luisa, Gianluca, insomma tutte queste persone che erano qui stasera e mi dispiace, non ce la faccio, è una giornata che faccio consulti, non riesco ad andare oltre questo tanto per essere, come dire, più performante possibile. Giovedì alle 19, mi raccomando, vi aspetto. Se non vi ho risposto stasera, tornate giovedì alle 19, saremo in due a rispondervi e comunque gli appuntamenti si ripropongono martedì alle 21:15 e giovedì alle 19 e così via, in attesa di altre aggiustamenti, ma per ora così va benissimo. Grazie a tutti. No, in privato io rispondo solo per consulti professionali. Se vuoi un consulto sei il benvenuto, però le richieste sono tante e sto prenotando a partire da martedì della prossima settimana. Quindi mi raccomando, portate pazienza, se non avete urgenze sono ben lieta di aspettarvi appunto cioè in privato, scrivimi se vuoi prenotare il tuo consulto. Grazie di cuore a tutti, a giovedì, ore 19, buonanotte.